Quindi... Allora, coach di Nigebbia, partita che il primo tempo è stata molto equilibrata, il secondo tempo avete preso il volo con un Ivaniuk oggi immarcabile. Al di là del primo e del secondo tempo devo dire che è stata una brutta partita da parte nostra, nel senso che non c'è stata la giusta interpretazione. Siamo stati sempre in ritardo in difesa, l'intensità del gioco non è quello che dobbiamo esprimere e soprattutto la qualità dei passaggi. Quindi in vista dei playoff c'è molto da cambiare a questo punto, anche se manca soltanto una partita. Ma Di testa dei giocatori, non lo so. l'atteggiamento mentale deve essere sicuramente di diversa intensità, di diverso livello e poi tutto il resto di conseguenza. Oggi anche Stampiano non riuscito a trovare la via della tripla che ha cercato ardentemente per tutta la partita. Sai, questo può succedere, l'errore nel tiro ci sta, il problema è che poi magari sbagliamo e poi subiamo il contropiede, quello non ci sta. Invece Caterincic, che oggi non ha giocato, Ha un risentimento muscolare al ginocchio e quindi precauzionalmente l'abbiamo tenuto a riposo. Ok, ultima partita prima dei playoff. Diciamo che questa di Ragusa, la prossima, sarà un'altra partita per prepararci al meglio per i playoff. Perfetto. Chi non vuoi incontrare? Se devi andare avanti devi vincere, quindi incontri Palermo Gonzaga prima e Stella dopo o Bresciana prima e San Matteo dopo, cambia poco. Va benissimo, grazie coach.